approfitto del servizio creato da Confagricoltura che mi permette di ricevere i miei vini preferiti direttamente e comodamente presso la mia casa. Quest'oggi mi sono fatta recapitare un prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene dell'azienda Riva dei Frati, azienda che ha sede in Cornuda in provincia di Treviso. La tipologia che abbiamo in degustazione quest'oggi è Brut, ovvero, secondo il disciplinare della DOCG, con residuo zuccherino fra i 6 e i 12 grammi litro. Quello che mi premeva sottolineare in questa pillola di degustazione non era tanto per una volta la degustazione gusto-olfattiva di per sé stessa, quanto il concetto di beva applicabile a questa denominazione. Il Conegliano Valdobbiadene è un'espressione di beva assolutamente semplice, fresca e immediata, ma attenzione, assolutamente non banale. Il metodo Charmat, infatti, che è la tecnica di produzione e di vinificazione di questa tipologia di spumante, non fa altro che esaltare i sentori primari, quindi andranno esaltati i sentori legati proprio alla frutta, in questo caso la frutta polpa bianca, frutta croccante come può essere la mela, come può essere la pera, o anche appunto un sentore floreale di fiori bianchi molto elegante e molto piacevole. In bocca è un vino diretto, franco, molto equilibrato e assolutamente non sbilanciato, quindi è perfetto sia per l'aperitivo sia per un tutto pasto. In particolare appunto la versione Brut si declina perfettamente nell'ambito di un pasto, coprendo dall'antipasto fino al secondo piatto. Chiaramente non parliamo di piatti eccessivamente strutturati, in quanto non siamo in presenza di un vino con una persistenza aromatica più di tanto intensa, ma assolutamente adatto, soprattutto anche in abbinamento con quelli che sono i prodotti della nostra regione, come può essere Radicchio di Treviso o la Casatella. Io vi ringrazio e vi saluto, prosit da Associazione Italiana Sommelier del Veneto e Confagricoltura.